Bello! Ovviamente i templi, luoghi straordinari per occuparsi della propria anima. Nessuno può essere indifferente all'energia positiva, dirompente, che sprigionano. Brutto! Il caldo umido, ovviamente in estate, toglie forze e entusiasmo alla scoperta. Bello! Il rispetto. Non c'è l'ansia di essere derubati, non c'è pericolo che il turista possa in qualche modo essere fregato. Le strade, i pullman, la metropolitana, è tutto immacolato da sembrare nuovo. Brutto! Il cellulare. La gente in Giappone è ancora più legata di quanto lo siamo noi. Le risate di gioia le ho viste solo nei cartelloni pubblicitari. Bello! La natura è considerata sacra, ma non retoricamente. A due passi dal caos, che in Giappone non è mai caos, ma confusione ordinata, puoi sempre trovare uno spazio dove fonderti con essa. Brutto! Il superfluo. Patria anche dello strafanto, ma in un modo così estremo da vedere in questo aspetto un contributo importante all'inquinamento. Bello! Il cibo. Leggero, variegato, salutare e soprattutto buono. E anche economico. Vabbè, mancava il vino, ma credetemi che col caldo umido che c'era, per quello ho aspettato volentieri di rientrare. Brutto! Pochissimi parlano inglese, anche nei posti più turistici. Credo che il turista si senta benvenuto al 100% se si fa il massimo per comprenderlo. Bello! I water, sia pubblici che privati, con il loro bidet incorporato, rendono ogni cagata un momento di comodissime e rinfrescanti coccole. Sì. Ho comprato la calamita. La calamita del canale. Una canalamita. Piaciuto? Alla lamita.